Lavoro e giustizia sociale sono le due parole d'ordine della ripartenza post-Covid per CGIL e Cisle che il 26 giugno scenderanno in piazza in una triplice manifestazione nazionale a Torino, Firenze e Bari. I sindacati sono mobilitati anche in Veneto. Da Mestre i segretari regionali mettono in guardia dai facili entusiasmi che possono generare i dati congiunturali della nostra economia. Ma attenzione a confondere un imbalzo con una prospettiva di ripresa e di crescita solida, strutturale e soprattutto di qualità. Questa non si annuncia, come abbiamo visto anche in queste ore, ma si costruisce coinvolgendo le parti sociali e soprattutto con un ruolo attivo che deve svolgere anche la politica a tutte le latitudini. Latitudini che portano al governo a Roma, ma anche alla regione e a Venezia, alla quale si chiede un tavolo sia sulle prospettive di ripresa che per il rafforzamento di tutela e sicurezza sul lavoro. Rischiamo di avere una parte dei lavoratori e delle lavoratrici che perdono il posto e che faranno fatica a rioccuparsi perché hanno competenze che il mercato non richiede più, e dall'altra parte avere posti di lavoro scoperti per cui non si trovano le competenze e le stesse imprese rischiano di andare in difficoltà perché non trovano le figure che cercano. I sindacati prospettano un nuovo patto sociale perché nessuno resti fuori da una ripresa che potrebbe però essere meno facile e meno scontata di quanto si possa pensare. L'incertezza al momento è forte anche sul numero, comunque sull'ordine delle decine di migliaia solo in Veneto, di chi potrebbe perdere il lavoro se non ci sarà una proroga del blocco dei licenziamenti. La moda sicuramente sta vivendo un momento molto difficile, proprio per un problema anche di consumi. E abbiamo dei problemi per esempio anche con la metalmeccanica perché non riescono a ripartire perché mancano le materie prime. Dunque è tutto un sistema che non si capisce dove andrà a finire, ma noi vogliamo le controparti che siano nei nostri confronti lineari e puliti per dare il nostro contributo per far ripartire questa regione.